50 anni fa, 60 anni fa si poteva pensare a un'associazione di suonatori di launetas con 120 iscritti. Era una cosa assolutamente improponibile, persone che vengono da scuole diverse, territori diversi, maestri diversi, cioè veramente l'abbattimento di barriere, e questo è anche frutto di pensieri nuovi, di nuovi modi di vedere il futuro, e questo credo che sia, come dire, possa rappresentare veramente quello che noi vogliamo per il futuro delle launetas. E chiudo ringraziando intanto i relatori Alessandro e Omar per i vostri preziosi contributi. Voglio ringraziare i rappresentanti delle istituzioni del Comune di Cagliari, della Municipalità di Cagliari, la Presidente, ringrazio molto la Vicepresidente del Consiglio del Comune di Cagliari, dottoressa Marzia Cilocu. Ci tenevo veramente molto perché so quanto lei tenga al concetto di tradizione, e sicuramente di tradizione che cammina, che vive al passo coi tempi, e ringrazio tutti voi che ovviamente anche questa volta ci avete davvero fatto questo bel regalo con la vostra presenza. Grazie. Grazie mille Gianfranco Meloni per questo intervento importantissimo. Chiamerei sul palco invece Stefano Pinna e Tonio Stara, che ci portano a conoscere sempre la festa, però insomma la festa di Cabras. Infatti ci canteranno, suoneranno una canzonillonga tipico modo di fare festa sagravarista. Diamo il tempo di prepararsi.
ovviamente anche loro la seconda parte del post conferenza. Chiamerei nel frattempo, per terminare, vediamo invece come è cambiata oggi la festa, vediamo proprio la parte contemporanea della festa, quella che siamo abituati a vedere. Quindi oltre al suono delle launette, solitamente in piazza cosa vediamo? Quelli che adesso chiamano gruppi etnici, un termine orribile secondo me. Quindi io non mi chiamerò gruppo etnico, è un gruppo che utilizza, che parte ovviamente dalle sonorità, quelle tradizionali, per fare una musica un po' diversa. Chiamerei quindi Sinfonia in Piazza, con Jonathan Della Marianna, Davide Puda, Luigi Cordeddu. Anche se ci verrà voglia di ballare ancora, dobbiamo stare un po' seduti. Nel frattempo che loro si sistemano, invito tutti i suonatori di Launeddas che ci sono qui tra questa sala e dietro le quinte dove ci sono i laboratori a iniziare ad avvicinarsi, perché dopo Sinfonia in Piazza per i saluti finali faremo una suonata con tutti i suonatori presenti. Quindi un invito a tutti i suonatori a prepararsi, a accordare il sonus, così dopo Sinfonia in Piazza facciamo il saluto finale. Grazie. Qua stanno ancora sistemando la strumentazione, ma ci siamo quasi. Abbiamo diversi ecco, abbiamo alla chitarra Davide Puda, all'organetto Luigi Cordeddu, poi abbiamo Jonathan Della Marianna che invece è un polistrumentista. Vita zona Jonathan, Launeddas, sonetto, non lo vediamo, è una sorpresa. Launeddas di sicuro, magari anche qualche altro strumento. Jonathan Della Marianna è un polistrumentista. Io mi sposto perché disturbo pure, nel frattempo che loro finiscono di sistemarsi, nel frattempo che iniziamo a sentire dietro i suonatori di Launeddas che accordano i loro strumenti, ci prepariamo appunto per sentire questo gruppo Sinfonia in Piazza, che ha nominato prima anche la Presidente della Municipalità di Pirri, perché ha detto che un paio di volte si è ballato in piazza qua a Pirri e si riferiva proprio all'associazione Sinfonia, che ha organizzato diverse serate quest'estate per qua a Pirri, appunto. Pirri, centro del mondo per i suonatori tradizionali del Principato di Pirri, come dice Jonathan Della Marianna. Ci siamo? Bene. Sinfonia in Piazza.